studiato nella scuola degli insegnanti in Algeria, c'è questo sistema particolare per cui il Ministero dell'Educazione ha le sue scuole di formazione, gli insegnanti non escono dall'università ma escono dalle scuole del Ministero dell'Educazione. Era un sistema un po' ispirato al sistema francese, un po' ai sistemi dei paesi socialisti, perché l'Algeria è stata socialista per quasi 20 anni. Quindi c'erano i ministeri, avevano le scuole di formazione. Il Ministero delle Comunicazioni formava i suoi tecnici, i suoi ingegneri, il Ministero dell'Energia formava le sue competenze. Forse l'unico che era legato all'università era il Ministero della Salute, perché l'università era collegata alla facoltà di medicina, formava i medici. Ho fatto la scuola di insegnanti, specializzazione arte, educazione artistica, quindi che si trattava di studiare nello stesso tempo scienze dell'educazione e arte. In realtà abbiamo studiato, visto che dovevamo insegnare, abbiamo studiato più scienze dell'educazione, psicologia, eccetera, che veramente arte nel senso pratico, più storia dell'arte, più come insegnare l'arte e meno come fare arte direttamente. Ho lavorato come insegnante di educazione artistica. Per me è stata una grande, come dire, formazione. Per me insegnare forma moltissimo. Questo ho scoperto all'età di 21 anni, sono entrato in classe all'età di 21 anni, perché essendo diciamo, di una famiglia di insegnanti già da piccolo ho avuto un paio di privilegi, che non so quanto siano veramente dei privilegi, perché ho potuto entrare a scuola un po' prima degli altri, e quindi ho sempre viaggiato con dei compagni di scuola che erano 1 anno o 2 anni più grandi di me, e questo quando hai 10-11 anni è pesante, è pesante. Però questo mi ha fatto arrivare molto giovane sul mercato del lavoro. Ho finito la scuola di insegnanti, quindi a 21 anni, ero in una scuola media. All'epoca in Algeria la scuola media faceva 4 anni, quindi finiva a 16 anni. Alcuni alunni che avevano rifatto sono stati bocciati un paio di volte, avevano 18 anni, quindi erano di poco più giovani di me, di 1 anno, 2 anni più giovani di me. È stata un'esperienza molto dura all'inizio, ma poi dopo dura per vari motivi. Uno, ero molto giovane e spaventato, e avevo queste classi di 40-45 alunni che avevano quasi la mia età. 2, era il fatto che l'educazione artistica in Algeria era nuova, era un concetto nuovo. Prima esisteva una cosa che si chiamava animazione culturale, che era un'ora in cui si poteva fare qualsiasi cosa, e che gli insegnanti, il personale scolastico stesso e gli studenti consideravano come un'ora di recreazione, così, di divertimento, e in cui si poteva persino, se il professore di matematica o il professore di lingua araba o francese avesse saltato una lezione, poteva utilizzare quella ora per recuperare le lezioni perse. E quindi il primo anno consisteva nel imparare a stare in classe di fronte a una classe, insomma, strapiena, e imporre la propria materia agli studenti, ai colleghi e all'amministrazione della scuola. Il terzo intoppo è quello dell'insegnare educazione artistica con un programma ispirato a quello che è l'educazione artistica a livello internazionale,
di fronte a dei ragazzi, perché io ero in una piccola scuola di montagna, immaginate un po' gli studenti di Don Milani, un pochino così, in una scuola proprio a 1200 metri di altezza, che mio papà ogni tanto veniva con la macchina per darmi un passaggio a casa e la chiamava, com'era il nome, Le Eaux de Hurlevent, che è il nome del romanzo, quello famoso romanzo inglese. Comunque il luogo dove urla il vento, talmente era esposta al freddo e al vento, e quindi insegnare educazione artistica a dei ragazzi che vengono da un contesto abbastanza povero, che hanno poco contatto e che non hanno nessun accesso a dei materiali di qualità, perché il programma prevedeva di far toccare loro l'acquerello, la tempera, fare questo, carta di tipo tale e tale, tutto quello nell'unica bottega del paesino che vendeva un po' di cose, non ce n'era assolutamente traccia, e quindi questo mi portò a rifare praticamente, eravamo in pieno anni della guerra civile, quindi l'unica mia sicurezza è che nessun ispettore sarebbe arrivato lì a vedere se applicavo il programma come si deve. Quindi io ho riscritto un programma tutto mio, basato su materiali di recupero, su tutto quello che i ragazzini potevano trovare a casa o intorno a casa o nella natura, basato su trovavo anche assurdo parlare di Rembrandt, di Cézanne a dei ragazzi che non avevano nemmeno mai avuto un'idea di quello che era l'importanza dell'arte tradizionale che si trovava nelle loro proprie case, che erano i disegni che le donne facevano, ormai le donne che le sapevano fare, ormai credo siano scomparse tutte, facevano dei disegni con un valore magico e spirituale nelle case, così come si fa sui trulli in Puglia, per esempio. Ho ritrovato praticamente dei disegni che sono molto simili. I tappeti berberi sono tutti pieni di simbologia, sempre che fa riferimento a magia insomma, e a spiritualità e anche a storia, anche a simboli storici, alla storia del popolo stesso. E quindi ho rifatto tutto un programma mio, tutto mio, che era basato su quello al quale i ragazzi erano impregnati, erano immersi e che potevano toccare con la mano, invece di parlargli di un Cézanne o di un Renoir che loro non possono nemmeno, all'epoca non avevo nemmeno dei cataloghi da fargli vedere cos'è un Renoir, cos'è eccetera. Questo è stato, diciamo, l'inizio. Questo succedeva durante gli anni della guerra e durante questi anni io questo ci introduce un po' il perché sono andato a studiare, a fare le formazioni di educazione alla pace. Amor vi confermerà che noi come algerini siamo cresciuti nel mito della violenza liberatrice. Siamo cresciuti con questo mito dei mujahideen, che da noi non voleva ancora dire i combattenti della guerra santa, ma erano i liberatori, sono i partigiani, i nostri partigiani. Questa valenza di guerra cosiddetta santa, tra virgolette, che si usa adesso per il jihad, per noi non esisteva. Invece jihad per noi voleva dire la guerra per la libertà, la guerra per la giustizia, quei combattenti per la giustizia. Però eravamo pieni di questo simbolo della violenza che libera dall'oppressione, che
libera dall'ingiustizia. Mi ricordo che da piccolo, perché mi piaceva disegnare, per quello ho scelto l'educazione artistica, disegnavo spesso questo motivo che avrò visto da qualche parte, probabilmente in qualche rivista dell'epoca di propaganda, eccetera, di un Kalashnikov che sparava e spaccava in due un cartello dove c'era scritto oppressione, oppure c'era scritto imperialismo, colonialismo, cose di questo genere. Mi piaceva tantissimo rifare questo disegno, soltanto che da una parte c'era questa versione ufficiale della violenza liberatrice, ma c'era in sottofondo, intorno a noi, c'erano molte persone anziane, più donne, che ci dicevano sempre: guardate che sì, ci siamo liberati con la guerra, però la guerra non è tanto una cosa bella, non è una cosa bella. Questo non è una cosa bella, uno lo dice perché si spara, perché c'è la morte, ma in realtà perché la guerra di liberazione, come tutte le guerre, è stata una cosa orribile. È stata una cosa orribile in cui è morto quasi 1/10 della popolazione algerina. Questo si sa poco, perché per molto tempo la Francia, che comunque detiene un po' il monopolio dell'informazione e della scrittura della storia sull'Africa, per molto tempo ha addirittura negato l'esistenza di una cosa chiamata guerra di Algeria, la chiamavano gli avvenimenti d'Algeria, come se fossero delle piccole manifestazioni così represse con i manganelli o qualcosa del genere. Invece è stata una guerra terribile, in cui è morto più di 500.000 di persone su una popolazione che all'epoca era di circa 9 milioni, ma è stata anche una guerra che è stata concentrata nella parte est dell'Algeria, cioè dal confine con la Tunisia fino ad Algeri. È la parte in cui ci sono stati più combattimenti, che erano, diciamo, all'epoca due dipartimenti. C'era il dipartimento di Costantina, il cosiddetto dipartimento di Costantina, che copriva tutta la parte del confine dalla Tunisia fino a una regione, mega regione all'epoca, che si chiamava la Grande e la Piccola Cabilia, la Cabilia, che copriva tutto il resto dal Dipartimento di Costantina fino a Algeri. In queste regioni di cui siamo originari, sia Amor che io, sono morte veramente, cioè, io mi ricordo da piccolo c'erano villaggi dove c'erano veramente pochi uomini adulti, cioè c'erano dei paesi di montagna dove tutti gli uomini adulti erano stati massacrati. Questo da una parte, ma dall'altra parte c'era il fatto che ci sono state ingiustizie forti anche dalla parte dei cosiddetti liberatori. Molte persone sono morte per motivi futili. I partigiani avevano vietato alla gente di fumare e di utilizzare tabacco. Da noi c'era ancora, c'è tuttora il tabacco che si mette in bocca, oppure anche quello che si mette nel naso, che si prende. L'hanno vietato. C'è gente che è morta perché è scoperta con un pacchetto di sigarette, o peggio che morta è stata mutilata. Ci sono stati ovviamente dei capi partigiani che hanno usato il loro potere per vendette, per vecchie faide di famiglia, per risolvere vecchi problemi. È lì che, scoprendo poco a poco, e tu cominci a capire che la guerra non è mai una cosa bella, ma quando scoppia la guerra civile e che noi ci troviamo presi in mezzo a due forze
violente, che erano da una parte i gruppi armati islamisti, che erano sì come dire, dei fascisti, dei criminali che avevano un'ideologia criminale, ma di fronte a loro c'era la nomenclatura militare, la mafia dell'esercito algerino, che era altrettanto criminale. E quindi noi eravamo presi in una guerra tra due forze che nessuna delle due era buona. Sì, in qualche modo la maggioranza della popolazione ha scelto lo Stato algerino, perché quello almeno lo conoscevamo, quello almeno conoscevamo le sue, cosa voleva dire stare sotto la loro ingiustizia e le loro, come dire, la loro prepotenza, anche perché i nuovi che volevano prendere il potere sono già da piccoli si sono dimostrati molto più crudeli, molto più assuefatti di violenza e di ingiustizia. Però in realtà c'era poco da scegliere tra i due. E in quel momento lì allora ho cominciato a pensare, a chiedermi se c'erano altre vie. E grazie a un'amica che, che era una presidente di un'associazione femminile, che aveva ricevuto un invito da un'associazione italiana, così, che noi non sapevamo, di una città di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza, che si chiama Rovereto, in Trentino. Questa presidente di un'associazione femminile ha ricevuto questo invito a partecipare a una formazione di educazione alla pace e alla diplomazia popolare. Me l'ha portata, mi ha detto: ho ricevuto questo, forse lo faccio, forse non lo faccio, ma gli hanno chiesto anche di presentarli o di comunicare questa opportunità a altre associazioni. Io all'epoca ero presidente di una piccola associazione di un comune, di un altro comune di montagna anche dove abitavo, e ho fatto la mia pratica per partecipare a questa formazione, perché ero molto curioso di questa filosofia, di questo modo di pensare. E mi hanno risposto, mi hanno mandato un invito, tutte spese pagate, tra l'altro, perché all'epoca, pur essendo insegnante, ma in Algeria era un'epoca in cui gli insegnanti erano i più poveri tra i lavoratori del paese, erano i più mal pagati, e questo forse è una cosa che si ripete in tutto il mondo, e quindi un viaggio in Italia ce lo potevamo permettere perché la compagnia nazionale aveva dei prezzi molto molto bassi, però un soggiorno in Italia con i prezzi, diciamo, il livello di vita in Europa per noi era una cosa molto difficile da coprire. Questi mi coprivano tutto, il viaggio, il treno, il vitto, alloggio, eccetera, quindi sono andato volentieri e ho scoperto questo mondo. È stata per me una porta spalancata sul mondo incredibile. Ed era una formazione di altissimo livello, erano un mese di formazione in questa Università della Pace di Rovereto, che purtroppo non esiste più, che è stata fondata all'inizio degli anni 90 da filosofo italiano, insomma, conosciuto nel mondo della non violenza, che è Giuliano Pontara, insieme a un insegnante di un dipartimento di diritti umani dell'Università di Verona, che è Antonio Papista. Hanno fondato, insieme ad altri filosofi, altri ricercatori, altre persone del mondo della non violenza internazionale, hanno fondato questa formazione di livello universitario per diffondere la cultura della pace e della non violenza nel mondo. Abbiamo fatto questa formazione di un mese, e da lì
ho avuto tantissimi contatti con associazioni, con movimenti attraverso il mondo che si occupano di questo, e, era nell'anno 1994, e da quell'anno quasi ogni anno tornavo o in Italia o in un altro paese europeo per fare altre formazioni, fin quando nel 98 mi sono fermato in Italia e ho cominciato a farlo proprio di mestiere, andare nelle scuole. Chi tra di voi è insegnante forse si ricorda che c'era un'epoca benedetta in cui le scuole avevano soldi per la formazione e pagavano dei formatori esterni che venivano a fare corsi di aggiornamento, fare laboratori con i ragazzi, e si lavorava molto bene con le scuole italiane su questo tema della non violenza, dell'educazione alla pace, e con il tempo ho aggiunto il tema dell'intercultura, del lavorare sulle questioni legate al razzismo, all'educazione alla differenza, a conoscere il razzismo, conoscere i pregiudizi, gli stereotipi, eccetera. Questo è stato il mio percorso iniziale quando sono arrivato in Italia. Percorso che è stato interrotto un po' da scomparsa di questa possibilità di lavorare abbastanza con le scuole da poter vivere, quindi ho dovuto cominciare a fare altri lavori, tra cui lavorare con minori in difficoltà, lavorare nel mondo della cooperazione internazionale sempre su progetti educativi per minori in difficoltà, bambini di strada, cose di questo genere. Poi ho lavorato per un po' di anni come redattore, giornalista, perché mentre facevo questo, all'inizio facevo della radio qua a Torino, dove c'era una radio, una radio, diciamo, di quelle radio libere nate negli anni 70, che esisteva ancora, se era Radio Torino Popolare. Si faceva una trasmissione specializzata sull'immigrazione, sulla multiculturalità in città, eccetera. E poi ho cominciato da lì a fare anche del giornalismo, che poi è diventato il mio lavoro principale per un po' di anni, e adesso, negli ultimi anni, sono tornato al mio vecchio mestiere di educatore e adesso lavoro in una comunità per minori stranieri non accompagnati, ed è ritornato a essere il mio lavoro principale, quello di educatore, e continuo, diciamo, il giornalismo principalmente come libero professionista o come completamente volontario su alcuni siti che non hanno siti che mi piacciono, con cui condivido molte idee, però che, come succede spesso, non hanno un soldo in tasca e quindi non pagano il lavoro, e quindi uso il mio tempo libero per scrivere in queste testate che, anche se non hanno soldo, sopravvivono grazie al lavoro e all'impegno di moltissime persone che vogliono comunque che ci sia un posto a un pensiero diverso, a un pensiero legato alla pace, a un pensiero legato che si, come dire, che si distingue dal pensiero dominante, quello che impongono i media forti, che sono proprietà dei grandi capitali, ma che non cade nemmeno nel discorso complottista, discorso, tutti questi discorsi adesso che vanno di moda, di questi complottismi, di queste risposte di nuovi nazionalismi, nuovi estremismi che stanno nascendo come delle... C'è una via che è quella del giornalismo di pace, di quel giornalismo che punta non a spiegare a spiegare le cose a partire da chi, o a schierarsi con una parte o l'altra, ma a individuare la fonte dei problemi
e parlare a partire da questo. Partire a partire da questo. E questo ovviamente rimangono delle voci così di nicchia, che sono lette tra, tra un pubblico molto molto ridotto, perché non fanno scandalo, non partecipano nelle polemiche che fanno tantissimo ascolto. Sono quelle voci pacate che dicono aspettate, le cose sono complesse, non si possono spiegare in 2 battute. E questo ovviamente all'informazione maggioritaria non piace, perché all'informazione maggioritaria piace lo spettacolo dello scontro, del bianco contro il nero, o sei con me o sei contro di me, perché fa più spettacolo, ed è questo un pochino questo tipo di informazione che continuo a fare come volontario più spesso, a volte anche in qualche grande testata che continua a pubblicarmi ogni tanto.